Avvocato Roberta Nesto, in questo periodo stravolto dall'emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19, quali sono le problematiche che in questo momento state riscontrando principalmente nella popolazione? Quali sono i casi che vi vengono sottoposti? In generale la libertà a cui eravamo abituati, la libertà di movimento, la libertà che le persone avevano garantite, oggi rispetto al tema del diritto alla salute e il diritto della tutela della collettività vengono impedite e quindi ci sono svariati casi, ma ci sono anche tante questioni sulla responsabilità civile. Dobbiamo essere responsabili rispetto ad altre persone o lo siamo perché rivestiamo una certa posizione, quindi in termini generali di responsabilità civile. In alcuni casi la norma impone delle sanzioni, anche sanzioni rilevanti, quindi un'altra tipologia di responsabilità e di problemi che vengono create rispetto alle aziende, rispetto alle persone. Si violano il DPCM piuttosto che l'ordinanza, cosa succede? Questa è la domanda che spesso ci sentiamo C'è stata anche rivolgere. molta confusione in effetti riguardo ai DPCM. I DPCM e le varie ordinanze, la sovrapposizione e le fonti che gerarchicamente hanno varia fonte appunto nel panorama normativo del nostro ordinamento e quindi questo crea molti problemi e molte domande che ci vengono rivolte non solo come persone ma anche come professionisti. E poi abbiamo tutto il tema delle strutture ricettive, delle strutture commerciali, dei pubblici esercizi rispetto alla responsabilità verso terzi oppure la responsabilità verso i lavoratori. A questo si aggiunge un conflitto latente all'interno delle famiglie separate o in via di separazione che ci pone tanti dubbi, tanti problemi e anche dubbi interpretativi ma anche dubbi gestionali perché la giurisprudenza a volte è varia e di conseguenza si fa fatica a dare risposte certe alle persone. Avvocato Rizzini, andando nel dettaglio di quella che è la responsabilità per i datori di lavoro, questo virus cosa sta comportando? Beh, questa è una preoccupazione molto sentita in effetti dai nostri imprenditori perché il decreto Cura Italia ha qualificato l'infezione da Covid-19 avvenuta in occasione del lavoro a un infortunio e da questo può derivare effettivamente a carico del datore di lavoro una responsabilità civile di risarcimento in regresso rispetto a quello che l'INAIL poi riconoscerà al lavoratore e possono derivare anche delle responsabilità penali perché effettivamente l'infezione da Covid-19 come sappiamo può avere anche delle conseguenze molto gravi e portare anche alla morte del dipendente. C'è da dire che rispetto al quadro normativo e diciamo di interpretazione della norma è intervenuta di recente anche una circolare interpretativa dell'INAIL che ha posto particolare attenzione a tutti quei lavoratori che hanno frequente contatto con il pubblico per il quale può porsi effettivamente un problema più grave anche in termini di responsabilità del datore di lavoro. Quello che possiamo suggerire a riguardo, anche perché è un obbligo che poi è imposto normativamente, è quello di seguire per quanto più possibile pedissequamente le disposizioni che date dal governo per la prevenzione del contagio. Dottoressa Stringhetta, in questo momento dove tante famiglie sono state costrette al lockdown, quindi a vivere isolate in gruppi familiari, si è anche acuito il problema per quanto riguarda i rapporti familiari. Cosa sta succedendo? Beh, i provvedimenti governativi sicuramente hanno avuto importanti conseguenze sui rapporti endofamiliari, in particolare perché hanno limitato le libertà individuali, quindi ad esempio quelle di spostamento, quelle di movimento, a tutela ovviamente della salute. Questo ha causato importanti questioni soprattutto in quelle famiglie che erano già un po' più in difficoltà e quindi quelle famiglie magari separate o divorziate in cui i genitori devono passare del tempo con i figli, ma questo tempo è regolamentato ad esempio da delle sentenze, dei provvedimenti. E allora in queste famiglie ci si è chiesto se fosse possibile spostare o no questi ragazzi, questi bambini da un nucleo familiare all'altro o se questo avrebbe causato un contagio. Sicuramente la giurisprudenza si è espressa immediatamente con dei primi provvedimenti e poi si è espresso anche il Consiglio Nazionale Forense che ha dato delle linee guida. Le linee guida generali possiamo dire che dicono di mantenere il più possibile questo diritto alla bigenitorialità e quindi questo diritto
dei bambini di incontrare entrambi i genitori. Sicuramente però bisogna tenere stretto la tutela della salute, quindi bisogna cercare di non propagare il contagio. Adesso sicuramente si è aperta ancora di più questa possibilità, comunque bisogna mantenere una certa cautela, ecco, negli incontri, e quindi mantenere le distanze o comunque tutti i dispositivi di protezione. Avvocato Nesto, abbiamo parlato dei problemi dei cittadini, delle aziende, delle famiglie in generale, ma anche gli enti locali stanno vivendo un momento difficile. Per quanto riguarda i comuni, quali sono i problemi che stanno riscontrando? I comuni stanno affrontando problemi enormi in quanto sono datori di lavoro, sono prima di tutto l'organo più vicino al cittadino che deve dare la garanzia, e le norme oggi come oggi sono incerte, la gerarchia delle stesse si fa fatica a capire quale sia, molto spesso ci sono dei poteri ma non ce ne sono altri, quindi siamo in una situazione in cui il manuale per l'uso non ce l'abbiamo nessuno e facciamo fatica, ma il diritto prima di tutto è buonsenso. Non sempre il buonsenso è diritto, ma sicuramente il diritto è buonsenso e cerchiamo di applicarlo nel migliore dei modi.